Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, ospite avete visto ogni 3 settimane, 3-4 settimane viene a trovarci per raccontarci com'è la situazione di Padova, il sindaco di Padova Sergio Giordani, noi ovviamente lo ringraziamo perché anche fa e comunica con i cittadini. Allora abbiamo parlato della zona del buco nero, se così si può definire, perché ancora devono essere iniziati i lavori tra Piazzale Moschetti, tra il PP1, tra l'IFIP, tra l'IPIF, non vorrei sbagliare a pronunciarlo, IFIP, e quindi staremo a vedere quello che succede, però mi sembra che il sindaco abbia chiarito in maniera molto semplice quello che accadrà in breve termine in quella zona di Padova. Uno dei problemi viene collegato ovviamente per questo sistema anche ai parcheggi. Questa mattina passando di fronte alla Prandina, il sindaco erano più o meno le 9:30, 9:30 questa mattina, era tutto esaurito la Prandina, c'era la coda, 4-5 macchine che erano in coda per entrare. Lì c'è una battaglia continua con i commercianti, c'è chi chiede più spazio, più parcheggi. Cosa succederà lì alla Prandina? È così sempre strapiena perché è gratuita e quindi ovviamente di facile raggiungimento da parte di tutti perché non si paga. Cosa succederà in effetti? La Prandina è un posto strategico per Padova. Voi sapete che entro l'anno, o i primi giorni di gennaio, faremo la permuta tra l'area di Via Anelli, abbattuta e bonificata, e la Prandina, per cui il Comune di Padova diventerà proprietario della Prandina e l'area per quanto riguarda Via Anelli sarà ceduta al demanio. Oggi non è nostra, Scusi, chiedo che regia, poi abbiamo anche proprio Via Anelli, siamo andati ieri mattina a vedere com'è la situazione, prego sindaco. Così oggi non è nostra, di conseguenza non possiamo far pagare nulla, quando sarà nostra faremo pagare una cifra, non ho idea quanto, ma essendo un parcheggio importante avrà fatto pagare una cifra. Per quanto riguarda Via Anelli è chiaro che sorgerà la questura. È arrivato anche il finanziamento da parte dello Stato al demanio, 50 milioni di euro, che sono una cifra necessaria per fare la nuova questura. Per cui là non c'è nessun dubbio e nessuna logica diversa. È già definito in tutti i sensi, ha firmato il capo della polizia, il prefetto, il questore, anzi li ringrazio per l'ennesima volta per la collaborazione che hanno dato. Per quanto riguarda Via Anelli, entro l'anno dovremo abbattere tutto. Entro l'anno prossimo, giusto? O entro quest'anno. No, perché manca un mese per quello. No, un mese e mezzo, ma dovremmo farci. Adesso non sono lavori abbastanza lunghi perché bisogna, non si può demolire il tutto, bisogna togliere impianto elettrico, impianto idraulico, se c'è mare amianto. Fare una raccolta differenziata. Bisogna differenziare il rifiuto, bisogna differenziare il rifiuto. Per quanto riguarda la Prandina è un posto molto importante in cui troveremo delle soluzioni. La soluzione non sarà sicuramente un parcheggio da 1200 posti, non sarà nemmeno un prato, sarà una soluzione di via di mezzo, per cui troveremo la logica, ma sarà fatto un parcheggio, sarà fatto del verde, sarà fatto attività sociale, sarà fatto tantissime cose e troveremo l'accordo. Importante non essere talebani, dico io. Non si può pensare per ogni categoria mi serve questo oppure non voglio l'altro. Bisogna trovare la soluzione, se no le cose non funzionano. Io sono abituato a ragionare con i commercianti, con un commerciante, sono abituato con le organizzazioni sindacali, con gli interessi del quartiere, troveremo una soluzione. Entro l'anno troveremo una soluzione anche lì, verrà fatta una gara in cui vedremo chi fa il progetto migliore, ma sarà fatto tranquillamente. Certo, no, era per capire appunto la Prandina se verrà... certo che verrà fuori un parcheggio. No, il parcheggio sì, però se verrà allargata a più posti auto come chiedono i commercianti oppure se, eccolo qui la vediamo, guardate, è davvero un posto strategico come diceva il sindaco, perché è sempre... ricordo che costa zero, quando costa zero è molto utilizzato. È che è più facile parcheggiare, vero? Sì. Ricordo che costa 4 euro in centro parcheggiare. Però anche lì è difficile parcheggiare, è sempre pieno.
lì può 4 mettere... euro, 4,5 € la prima ora e dopo 4 Sì, lo euro so, se lì non può sbaglio. mettere anche 10 euro all'ora che lì è sempre pieno, adesso forse per assurdo, insomma. Sarebbe da cambiare il prezzo, perché chi vuole parcheggiare l'ha fatto. Insomma. Certo, lei vuole soldi, vuole come tutti i sindaci vogliono sempre soldi. Quindi ad ogni modo staremo a vedere anche per quanto riguarda la Pradina. Senta, io poi continuo in questo ragionamento perché anche oggi ho sentito sul giornale che qualche commerciante si lamenta per via visto che il titolo si Padova si illumina, i commercianti di via Roma non vogliono tirare fuori soldi per le luminarie perché dicono Padova si sta spegnendo col commercio, è sempre più vuota. Io non so se i commercianti ragionano, però credo che non sia colpa del sindaco. È bellissimo essere sempre in continuazione negativi. È una città che tenta di farsi male da sola. Noi riceviamo complimenti dall'esterno e dall'interno ci facciamo male. È una città splendida la nostra, che funziona benissimo, sotto l'aspetto culturale, sotto l'aspetto manifestazioni, è pieno di gente. E io ricordo che il commercio è cambiato in maniera radicale, perché è nato una cosa che si chiama e-commerce, commercio elettronico, perfino sul fresco. Se qualcuno guarda la pubblicità, ormai uno ordina la spesa, gliela portano a casa anche sul fresco. L'e-commerce sta cambiando le regole del gioco, il che non sono contento, perché vuol dire che a livello del centro storico diminuiscono i negozi. Avere negozi in centro vuol dire sicurezza, vuol dire centro piacevole, vuol dire fare passeggiate in serenità, vuol dire godersi qualcosa di bello. Padova è già bella, molto bella, e tendiamo di farla diventare sempre più bella. Però attenzione, non c'è responsabilità dell'amministrazione comunale se chiude i negozi. Chiude i negozi e non tanto più per i centri commerciali, perché c'è l'e-commerce. Io parlavo l'altro giorno con i trasportatori, stanno impazzendo per le consegne. Noi abbiamo un problema enorme sui furgoncini che entrano in centro, non sappiamo più dove metterli, perché l'e-commerce sta monopolizzando tutte le situazioni. Ovviamente facciamo il possibile, però non possiamo impedire che il consumatore compri, non possiamo fare queste cose, stiamo cercando di limitare il problema, ma non che il Comune ha qualche responsabilità, assolutamente no. A me non mi piace sentire, ho letto qualche giorno fa che c'è lo sciopero delle luminarie, perché qua, perché... Ma perché vogliamo farci male? Perché facciamo sempre cose negative? A me è una città stupenda. Bisogna essere positivi, io sono orgoglioso di questa città. Sì, però sa anche lei che quando l'acqua arriva alla gola... Ma perché l'acqua arriva alla gola? Perché come diceva lei l'e-commerce è rovinato, quindi no, i commercianti in difficoltà chiudono negozi su negozi ma e non sa più da che fare, pesce... troviamo scusi, sindaco, non sa più che pesce pigliare, non dà colpa, però è chiaro che si aggrappa a tutto anche all'amministrazione, magari non avendo la responsabilità, come dice lei giustamente, l'amministrazione, però uno quando arriva che non ha più... Abbiamo fatto l'anno scorso e continuiamo a fare anche adesso, togliamo le tasse a chi apre un negozio, stiamo facendo incentivazione perché il commercio si sviluppi sempre di più. L'assessore Bressa sta facendo di tutte le proposte per portare e per aprire negozi, non solo in centro ma anche in periferia. Ho capito che dobbiamo sempre trovare un responsabile, ma in questo caso qua ognuno deve pensare anche a se stesso, nel senso inventarsi la cosa. È cambiato il commercio e non c'è niente da fare, certo. È cambiato il mondo, uno deve rendersi conto di questo. Se vuole dare responsabilità all'amministrazione comunale perché mancano i parcheggi, perché la viabilità non funziona, continui così, si fa male. Comincia a pensare al suo negozio, a come essere bravo, educato, proponitivo. Sì, se i soldi sono quelli, le spese sono quelle, è anche difficile. Se poi l'e-commerce si trova a metà... Ognuno deve pensare a migliorarsi, perché il commercio, una volta, ma parlo quando ho iniziato ancora io, 40 anni fa, era sufficiente alzare la serranda la mattina e chiudere la sera, non c'era problema. Adesso bisogna cambiare metodologia, è cambiato il commercio, bisogna essere diversi. Purtroppo è così, non è più facile, non c'è niente di facile. No, ha ragione il sindaco, però è anche vero che nel ragionamento, visto che è cambiato, oggi uno dice bisogna cambiare, come fa a cambiarlo? Ci diamo da fare tutti quanti. Delle volte ci sono anche delle cose, uno è impotente. Ma non è vero, cioè, sotto il salone hanno cominciato a portare spese a casa gratuitamente, ha cominciato a puntare sulla qualità. Parlo del sottosalone, sta funzionando bene sottosalone. Sì, però... ho capito, se uno resta inerme e non pensa a fare niente di innovativo, niente di positivo, e pensa che facendo lo sciopero luminarie o qualcosa risolve il problema, auguri,
vuol dire che non ha capito. È stato chiaro. Senta, invece questo benedetto, maledetto, come vuole chiamarlo, e-commerce, ovviamente farà dei danni anche nei centri commerciali un domani, perché quindi Sta già facendo. sta già facendo anche Ridia, oltre che il Molti centro centri storico. commerciali stanno chiudendo in Italia, molti centri commerciali Dunque, saranno cattedrali nel deserto anche quelle, insomma. possono venire generate. Nel caso di Padova abbiamo pochi problemi, obiettivamente. A Padova abbiamo un'area di supermercati che sta aprendo i famosi 1500 metri, lo ricordo ancora per tutti, non possiamo impedire di aprire i supermercati, o meglio, punti vendita sotto i 1500 metri. Uno può aprire come e quando vuole. Detto tra me e lei, sindaco, però questo sono d'accordo, e poi non la è legge, nelle nostre capacità, certo, no, la legge è stata fatta anni fa sotto l'aspetto una domanda che liberalizzazione. le faccio tra me e lei. Allora, io ricordo, e lei ricorderà, che una volta apriva una filiale di banca ogni 100 metri, oggi hanno chiuso tutte. Aprivano dei negozi, le faccio esempio di moda, delle sigarette elettroniche, oggi hanno chiuso tutti. Non è che aprendo tutti questi supermercati uno vicino all'altro, perché è vero che la gente mangia, però se poi c'è anche l'e-commerce che contribuirà l'e-commerce basta vedere la pubblicità, non è che serve, sta facendo dire fammi l'ordine della spesa, anche del fresco e te la porto a casa. No, oggi anche i ristoranti ti portano a casa la cena e la Per pranzo, cui, insomma. È giusto o sbagliato, piace o non piace, bisogna trovare dei sistemi per difendersi e cercare di trovare delle soluzioni. E secondo lei da parte dell'amministrazione comunale stiamo facendo di tutto per dare una mano. A lunga gettata, sindaco, secondo lei questo e-commerce durerà, aumenterà, avrà un grande successo, oppure prima o dopo avrà una crisi? Perché di solito mio nonno diceva 7 di grassa, 7 di magra, 7 di grassa, 7 di magra. Ecco. Le indagini dicono che tra i 6 e 7 anni potrebbe cambiare. Potrebbe cambiare. Ci credo poco, francamente, però dipende molto dal consumatore. Personalmente con la mia età faccio fatica a avvicinarmi all'e-commerce, preferisco andare al negozio e vedermi il prodotto o prendermi il letto e comprare delle giacche fantastiche e fare acquisti diversi. Per me i ragazzi hanno un'idea diversa, cercano anche il prezzo, perché l'e-commerce spesso e volentieri dà anche il prezzo. Il consumatore si divide in tante fasce. Io penso che la gente della mia età, con un'età un po' più matura, insomma, del ragazzo, penso che approcci ancora il piacere. Le faccio questa per domanda. Me è bello anche fare 2 passi in centro, certo. Fare andare al negozio e vedere, uno va a comprare la camicia, dopo vede anche il paio di calzoni, cioè è anche un piacere fare questo, secondo me. Non sto mettendolo sotto l'aspetto economico, uno spende più o meno, sarà sempre meglio andare in centro a Padova che in un centro commerciale, non c'è ombra di dubbio. Però oggi, per esempio, sono passato per la zona ospedaliera, ho visto i negozi che ci sono praticamente nel viale, non ricordo il nome, che porta a Piazzale Boschetti, sulla destra proprio all'inizio, sono tutti vuoti, ma non solo a Padova, in tantissime città d'Italia ormai ci sono moltissimi negozi e attività chiuse. Certo. La domanda mia è, tutti questi commercianti che cosa danno a fare nella vita se dovranno chiudere nelle proprie attività? C'è un ricambio generazionale che non avviene. Cosa farà il turismo? Cosa faranno? C'è un ricambio generazionale che non sta avvenendo. Una volta magari il padre lasciava il figlio che continuava l'attività, questo non succede, spesso volentieri non succede. Però sono anche nuove professioni che stanno avanzando. Va all'estero? No, anche in Italia, anche a Padova. Street food, il cibo, sta aumentando in maniera incredibile. Ho capito, ma sempre, i commercianti sono in tantissime... Commerciante vuol dire commercio, vuol dire servizio, vuol dire tante cose. Vuol dire tante cose, e si chiudono quasi tutti, perché ovviamente stanno chiudendo quasi tutti. Ma perché no? No, non è vero, no, stanno chiudendo quasi tutti. Le licenze sono aumentate, tanto per essere chiari, sono aumentate le licenze, non sono diminuite le licenze, aumentano le licenze. Si spostano nell'alimentare, nei servizi, in altre cose. Non sono tutti chiusi, sono tutti chiusi. Non tutti, quasi ho detto. È sempre il solito discorso, disfattismo totale. Bisogna a tutti i costi farsi male. La città non va bene, ma chi l'ha detto che la città non va bene? Non ho detto questo, ho detto semplicemente se per via dell'e-commerce, che ha appena detto lei, che ha detto una cosa corretta, succederà che tanti negozi, tanti commercianti dovranno cambiare mentalità. La domanda che le ho fatto, cosa faranno? Mi sembra una domanda... Si trasformano. Ci sono negozi o attività che
per me sono incredibili, uno che vende solo patatine, l'altro che vende solo... ritornerà il lavoro antico, il calzolaio, l'elettrauto, l'elettricista, quello che aggiusta Perché no? Noi sponsorizziamo molto volentieri gli antichi mestieri che ritornino, ma sempre di più ragazzi che cominciano falegnami. Provate a trovare un falegname bravo. È difficilissimo, un idraulico, un elettricista, sono tutti mestieri, non dico stanno sparendo, ma in cui c'è necessità. Guardi, per pulire l'aria condizionata lì, bisogna prenotarla per 2 mesi prima, insomma. Perché qua va della capacità e della professionalità di questi artigiani. Gli artigiani che sanno fare il loro mestiere vanno benissimo. Certo, è finito il periodo che non c'è professionalità, bisogna essere professionali, certo, sotto tutti gli aspetti. Io dico che gli artigiani, secondo me, vanno ancora bene se sanno fare il loro mestiere, e la maggior parte sa fare. Io dico, quanto difficile trovare, provate a pensare, quanto difficile trovare un falegname che sa fare il suo mestiere, molto molto difficile. Per cui, certamente tutti quanti vogliamo i figli che siano laureati, i figli che siano ingegneri, siano medici, per carità, io sono contento, più studenti abbiamo a Padova, più contento sono, però anche i lavori di manualità probabilmente rendono in più nel prossimo futuro, piuttosto che dei laureati. Però non ho la sfera. No, è successo questo perché delle volte oggi dice conviene meglio cambiare, prendere uno nuovo proprio per i bassi costi piuttosto che farlo aggiustare, e tanti fanno anche questo ragionamento. Sicuramente sì. Tanti non fanno questo per quel motivo. Sicuramente, specialmente nelle grandi città, costa meno sostituire, e poi genera altri problemi ovviamente, rifiuti e via dicendo, che riparare. Questo è vero. Andiamo in pubblicità tra poco.